Reggio Emilia. Sono un ragazzo di 12 anni. A che età si diventa bit? I miei capelli sono lunghi centimetri 14,3. Sono abbastanza lunghi per essere bit? Michele Volpe. Finirà. Caro giornalissimo, sei stupendo. Quella, sei più stupendo te di Vasso Ovale, Crencio. Ti ho scritto già 3 volte, ma di rispondere, la nisba, Una sbarbatina mia amica ti ha scritto 7 volte e tu le hai risposto? Cipiri merlo! Adesso appena ti sente nominare si sente male, ci vengono le vertigini. Adesso ascoltami. Io sono tentato di fare un complesso, no? Nessuno ha accettato. E poi non so come chiamarlo, qualcosa di originale che ci distingua. Guarda per esempio l'Equipe 84. A stare ai fatti si sarebbe dovuto chiamare Zoo 66. E invece un po' di tattico, tonatura ai capelli crespi come la presbitero, sono lì che sembrano dei Gulliver, sono lì. La dettano moda. O forse è meglio un nome italiano perché a furia di Puck, Rockets, Rolling, Dig Dig, New Dada, Beatles, che poi la gente se sapesse chiamarli scarafaggi ci farebbe anche schifo, mi nome pios. Visto che dovremmo debuttare a Roma, cosa ne diresti di chiamarci i Saltimbocca? Il nostro pezzo preferito è Mangiami subito, bello, no? È la storia di una ragazza, la mia ragazza, che protesta e dice basta con la guerra, basta con la brutalità, voglio fare l'amore. Originale, no, Crosta? Rispondimi subitissimo, se no ci perimerlo all'abbonamento. Mandaci l'indirizzo di un batterista, perché al momento, per via di un tafferolio con la mia ragazza, lei, la madà un sinistro, c'ho un braccio ingessato. Il tuo Giovannino Brambilla, in arte lo slimpia. Mi dirai, non posso star con te, spero solo di trovare il coraggio per andare. San Pier d'Arena genovese. Caro direttore, ti scrivo per dirti che qui a Genova noi beatnik locali molte sere ci riuniamo. Ognuno ha la sua idea. Facciamo anche poesie di rivolta. Eccotene una che dedichiamo agli amici della Linea Verde e al club Le Pietre Rotolanti. Che sappiano che noi ci rivoltiamo anche per loro. Sole, oh sole, sei come noi ti senti libero, noi che in cuor la libertà abbiamo, ma non possiamo... Se è vero che ognuno di noi ha un compito ben preciso nella vita, io ho scelto la mia strada. Voglio diventare ispettrice di polizia. Riuscirò senz'altro ad essere un elemento perfetto e a compiere la mia missione. Cosa devo fare per diventarlo? Dionisia Ucci. Ho scritto. Ti accludo lire 2000 per la tuta in plastica di Sadiq, il mio eroe preferito. Parabiago, Milano, quasi Natale. Signor direttore, non sono un capellone. Le scrive un padre di famiglia. Disperato. Perdoni l'ardire, signor direttore, ma con questa linea verde e tutto il resto che segue non mi raccapezzo più, signor direttore. Soffro di amnesie. Ieri in TV ho scambiato padre Mariano per Ruggero Orlando, pensi. Signor direttore, ho subito i voleri di mia moglie. Mi son vestito di colore. Sembro Newton. Io non sono contento, ma è lei che lo vuole. Io che fin dalla pubertà mi son vestito da notaio, doppio petto marron, il massimo della follia, un lino bianco al mare. Adesso sono un arcobaleno, signor direttore. La colpa, mia moglie. Dir mia moglie è dir niente. Si chiama Maria Elena, pensi, un bel nome, Maria Elena. Si vuol far chiamare Crughi. Crughi, signor direttore. Anche per i vicini, però, lei mi capisce. E poi, per seguire l'onda, protesta tutto il giorno. La linea verde. La moda lei l'ha sempre preceduta di un passo.
Già la minigonna la metteva fin dal 60 per economia. Un giorno si presenta in tinello con un abito ridottissimo, molto scollato dietro, quasi topless, mini gonna. Beh, ho scoperto cos'era. Era una cintura. E comincia a guardarmi. Non vedi che sei stonato? Non vedi che sei comico con quella grisaglia fumo di Londra? Ma dove vanno le donne, signor direttore? Signor direttore, se continueranno così, noi dovremo mettere i pantaloni con lo strascico. Mi creda, suo geometra Bonfantini Franco. Finirà! Finirà!